Un brevissimo saluto, intanto per darvi il benvenuto soprattutto, e poi per cogliere l'occasione di ringraziare la Società Friulana di Archeologia, con la quale abbiamo realizzato la mostra che molti di voi hanno visto, Feudatari Cavalieri Crociati, e con la quale abbiamo realizzato anche questa performance, questo spettacolo che oggi ci viene offerto e che prende spunto proprio dalle storie dell'archeologia che sono raccontate in mostra. Io voglio ringraziare anche le guide che ogni domenica ci portano a scoprire la mostra, e quindi Valentina Flapp, William Sambo, anche la guida di oggi, Micaela Piorico, Massimo Lavarone e tutta la Società Friulana di Archeologia di nuovo. La voglio ringraziare e vi auguro una buona visione. Saluto e ringrazio anche la Brigata Teatrante Rufum di Udine che ci offre questo spettacolo che anch'io non ho visto e sono molto curiosa di vedere. Buona visione. Buongiorno a tutti, noi siamo la Brigata Teatrante Rufum da Udine e oggi vi presentiamo una piccola commedia in 3 mini-atti che racconta un po' la storia della famiglia di Attimis. Siamo tra l'XI e il XII secolo e in questo periodo le fonti ci nominano molti personaggi di questa famiglia, ma non riusciamo a inquadrare esattamente la genealogia. Ci sono molte ipotesi, noi ne abbiamo scelta una che mette un pochino assieme un po' tutto, per cui vi troverete di fisso, abbiamo di sicuro solo Corrado e Matilde, poi vi troverete 2 Diemot, 2 Volderico, 2 Corrado, e insomma, buona visione e divertitevi. Doveva la strada, il cavallo veloce correva, forte a mano teneva la spada, forte il cavallo nitriva, forte il cavallo nitriva. Tu lo sapevi che c'era tua moglie, quel giorno che ti aspettava, quel giorno che ti aspettava. Conquistate la città, più difesa non v'è, morti i destrieri, mancati i cibi. I destrieri stessi furono cibo, indi ogni cane e animal domestico fu cibo. Inorridisco, uomini morti furono cibo ai viventi. Ma su, non pensiamoci più. In questo giorno di gioia e di giubilo, Jumanji! Ma no, questa è un'altra storia, ci sono gli elefanti e non saprei dove metterli, a meno che il signore poi prima fila non voglia tenermi in braccio. No, niente da fare, niente Jumanji. Già giunsi allora la mia gialla magione per giacere con la mia giovane giumenta. Che bella, bella, bella giornata. Io quasi voglia di prendere un poco di sole. Mio padre partì, mio fratello partì, l'altro mio fratello partì, il mio vicino di maniero partì. Tutti partì, nessun tornobbe. E se stessa sorte battentesi sul mio amor, moriebbi, mai più a lui parlolle. Sono qui, vicino a lei. A quest'ora ella dorme, forse. Chissà quando tornerà. Chissà se tornerà. E dolore,
Oh, e morte, Letizia. e lamento, Oh, Gaudio. e paura, Oh, diletto. e tormento, e terrore, e lutto, e solitudine, e strazio, e che... Corrado! Mi scusi, signore, ma chi sei, lo scudiero? Dov'è mia moglie? Che ne hai fatto di mia moglie, Gaglioffo? Ma, Corrado, sono io, la tua Matilde. Non rivendere il tuo amore? La mia vista è un po' appannata da questa crociata e... Mamma mia, non me la ricordavo così brutta. Ciao, amore! Sei tornato da me. Finalmente sei tornato da me. E finalmente posso togliermi questa. Piano, piano. Piano, non precipitiamo le cose. E poi non trovo la chiave, deve essermi caduta in qualche palude mefitica lungo il viaggio. Ma quando sei tornato? Adesso? Ma dove sei stato? Ma come dove sono stato? Ti ho lasciato un biglietto sul tavolo della cucina. 7 anni fa. Amore, non ero mica andato a fare un giro in piazza. Sì, ma con chi eri? Ma come con chi ero? Con altri 1000. I nomi, voglio i nomi. Mo dai. No, scusa, e poi ti pare modo di andare in giro, ma ti ho portato così, e poi tutti pensano che non ti stiro la roba, e poi hai messo la maglia di lana, ma faceva freddo, faceva caldo, faceva tiepido, no, perché qui è piovuto tanto, sai, ma quanti cavalli avevate, quanti cavalli, e le spade, quante spade, e avete battagliato? Sì, ma vi siete divertiti? Ma come divertiti, moglie? Tu non sai quello che abbiamo passato, quello che ho visto, guerrieri, battaglie, saraceni, infedeli, ottomani. Ho visto il cielo tingersi di sangue, tanto sangue, draghi sputafuoco, urukai, mangiamorte. Siamo arrivati alle pendici del Montefato, poi sei trabucchi infernali che scagliavano pietre, i Nazgul, colui che non deve essere mai nominato. Bullo? E questo cos'è? Questo, cara moglie, è il sigillo imperiale. Ah, sigillo imperiale invalabile. Che testimonia la mia partecipazione alle crociate, nonché l'uccisione di 100 infedeli. Ci ho messo vicino 30 denari e mi hanno dato il sigillo. Avessi fatto assaggiare il filo della mia spada a soli 20 infedeli in più e ti avrei portato la batteria di pentole. A proposito di pentole, ti vedo magretto e patito, ma hai mangiato? Il viaggio è stato lungo, a un certo punto è finito tutto. Prima la carne cotta, poi la carne secca, poi la carne cruda. E poi? E poi ho iniziato a mangiare erba secca, bacche velenose, funghi allucinogeni. E poi? Poi sono finiti anche quelli e ho iniziato a mangiare la lana cotta della mia maglia. E per fortuna che era cotta. E poi? Poi è finita anche quella. E ho iniziato a mangiare le suole degli stivali. E poi? E poi sono finite anche quelle. E ho iniziato a mangiare il cuoio della mia cintura. E quindi? Stava per finire anche quella quando sono giunto alla mia magione. Femmine, Cerisal di Cene. Minestra di Bruade!
Qualcuno una cintura? Anche la borsetta è di buona qualità? No, qualcuno una cintura di cuoio vero, per piacere, ho bisogno. Papparapapapapappa. Non sprecare il tuo ferro in inutili battaglie. A San Valentino regalale una cintura di castità Ferragamo, blindata con chiave di sicurezza non duplicabile e personalizzabile con le iniziali del marito, abilmente temprata, resiste alle intemperie e non fa ruggine, completa di guarnizioni antipustole, senza saldature. Non si nota sotto i vestiti, non strappa, non stringe, non stressa. Cintura di castità Ferragamo, vera prova di ferro amore e fedeltà. Papparapapapapappa. Quousque tandem inquiescat conquibus, et Domine cumquabus vescul, et batecul quondam, quis cumquam catinam abutere, triginta et quattuor, quingesima dominica, et nobis ad vos clamavi. Requiescat in pace, gloria in excelsis Deo, nequid nimis et neanco actimis. Amen. Ne bis in idem nec tris, habeas corpus, duta puest, in omnia pericula tasta testicula. Amen. Pleni mentula et pleni colei. Adesso basta! Io sono il primogenito e prenderò quello che è mio di diritto. Si dice primogenito. Sempre primo sono, Oh, giù le mani! Cosa fate? Non è né tuo ancora. Dobbiamo leggere il testamento di vostro padre. Sedetevi. Qui. Mi accingo a leggere il testamento di vostro padre. Nell'anno del Signore 1 alla presenza di Moderico il Vecchio. Chi è Moderico? Sono io, signor Notaro. Presente.
Corrado II. Chi è questo? Il notaio sono io. Roderico il giovane, nonché abate di Sesto. Sarei lui. O quella veste lì, qui, Logica deduzione, signor notaio. Caro io. E diamo l'unica femminuccia. Sarei tu, so. Do lettura del testamento del vostro defunto padre. Io, Conrad Bonatenus, nato a Wolfsburg, nel pieno possesso delle mie facoltà, dispongo che le mie proprietà siano così distribuite. Per prima cosa, la mia figliola Diemo, promessa sposa al conte di Gorizia. A lei lascio in dote 3 cassoni, uno pieno di stoviglie, uno pieno di biancheria e uno pieno di abiti. Passiamo ora alle mie proprietà. Il terreno del bosco dietro il castello di Cuccagna va a mio figlio Bolderico il Vecchio. Gli alberi del medesimo bosco di qui sopra vanno a mio figlio Corrado. Il diritto di caccia nel medesimo bosco di qui sopra permane a mio figlio Bolderico il giovane abate di Sesto. A Diego? Niente. Che tanto va in sposa al conte di Gorizia e a Giai Cassone. Il mulino di Artemis va a mio figlio Bolderico il Vecchio. Lo sfruttamento idrico del mulino di Artemis di qui sopra va a mio figlio Corrado II. La tassa sul macinato del mulino di Artemis di qui sopra sarà riconosciuta a mio figlio Bolderico il giovane abate di Sesto. Adiemo? Niente. Che tanto va in sposa al conte di Gorizia e a Giai Cassoni. Il castello di Artemis va al mio figlio prediletto, Bolderico il Vecchio. I mobili del castello di Artemis di qui sopra, quelli sopravvissuti all'inverno scorso che faceva freddo, vanno a mio figlio Corrado II. L'usufrutto del castello di Artemis di qui sopra va a mio figlio Bolderico il giovane abate di Sesto. A Diego? Niente. Che tanto va in sposa al conte di Gorizia e a Giai Cassoni. Con questo è conclusa la lettura delle ultime volontà del Decurius Conrad Bonatenus. Vi ringrazio per l'attenzione e le mie più sentite condoglianze. Ma no, aspetta, che manca qualcosa. Il sigillo? No. Qua non si parla di nessun sigillo, No. Aspetta che rileggo, Io, Conrad Bonatenus, nato a Wolfsburg, nel pieno possesso delle mie facoltà. Quello l'abbiamo già capito. Cerca se c'è scritto qualcos'altro. Aspettate, qua. Ho trovato. C'è un po' scritto. E adesso che sono disteso e tranquillo, voi mi dovrete giocare il sigillo. Con prove degne di abile cavaliere, di fronte al pubblico dovrete farvi valere.
Se i vostri sogni volete vedere compiuti, ognuno faccia vedere i propri attributi. No, scusate, sono stretto coi tempi, un esorcismo tra 10 minuti, devo salutarvi. Tu non meriti niente! Sono io prediletto! Ma fermi! Ma cosa fate? Ma vi sembra onorevole comportarvi così davanti al cadavere di vostro padre? E allora cosa dobbiamo fare? Ve lo dico io. E allora, seguendo le rime di vostro padre nel testamento, vi dico: non dovete calarvi le braghe e nemmeno usare le daghe. Non potete uscire alle tette, per cui racconterete delle barzellette. Ed ecco voi, signori e signori, benvenuti in questa serata fantastica della barzelletta vince il sigillo. Ecco a voi, vi presento subito. Sarà una serata tematica, naturalmente i due concorrenti dovranno raccontarvi la barzelletta migliore. Voi sarete i giudici, chi riceverà l'applauso più grande vincerà il sigillo. Siete pronti? Sì. Siete pronti? Sì. Non mi sembra siete pronti? Allora subito i due concorrenti. Il primo è nato in Germania, è vissuto in Toscana, ama la birra e anche il Brunello di Montalcino. A voi, Volderico il Vecchio. Il secondo concorrente è il suo fratello minore, non è nato in Germania, forse, non è mai vissuto in Toscana, non ama la birra e non ha mai assaggiato il Brunello di Montalcino. Ecco a voi, Corrado Secondo! Benissimo, può iniziare la sfida? Direi, Corrado, prego. Un cavaliere entra nella bottega di un armaiolo, si guarda intorno, guarda tutti i prodotti della sua arte artigiana e a un certo punto lo vede appeso, grande, luminoso, e fa all'armaiolo: scusi, quanto costa questo scudo? E l'armaiolo: 2 scudi! 2 scudi! Un applauso. Ecco, un secondo, prego. Fatemi sentire. Volderico, è la tua ora. No, nel senso della barzelletta, volevo dire. Il tuo momento. Buonasera. 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 Era una notte buia e tempestosa. La luna era piena e splendeva. No, non splendeva. Il forte vento copriva l'ululato dei gatti e dei lupi. E dal castello il capitano delle guardie dice alla guardia: guardia, vieni dentro che piove. E la guardia: grazie capitano, ma sta piovendo anche qui fuori. Allora, siccome io non ho ben capito e devo giudicare il sigillo, direi un applauso per Corrado, così facciamo la controprova. Due applausi per Volderico, per piacere. I giudici sono loro. Mi sembra, Volderico, che tu abbia vinto. Volderico, il sigillo è tuo. Finalmente il mio sigillo. Papà.
molla. Papà, molla. Papà, molla. Papà, andiamo. Lasciati trasportare dalla nostalgia per l'inquisizione di una volta. Vicini molesti? Problemi con la suocera? Accattoni alla porta? Costruisci anche tu la tua gogna domestica. Dal raffinato design, impregiato legno di quercia, perfetta in ogni dettaglio, facile da costruire, in 365 comode rate settimanali. Non lasciatela scappare, costruisci anche tu la tua gogna da camera. Pam param param pam pam. Finalmente siamo arrivati al momento più bello della giornata. Finalmente siamo soli e soletti, io e te, in questa nostra prima notte di nozze. Volderico? Sì. Ma la smetti di parlare alemanno? Dai, non siamo a corte, non sei a corte, probabilmente non sarai neanche mai a corte. Dai, siamo ad Attimis, rassegnati, vivrai per sempre ad Attimis con me nella nostra bella casetta. Dai, non sarai mai a corte, su, dai. Adesso però entra nella mia di corte. Arrivo. Stai comodo? Quasi. Dai, più vicino. Ecco. Eccoci. Oh, Volderico. Oh, che duro. Oh, che grosso. Oh, Volderico, che tondo. Tondo. Intendi questo? Oh, ma Volderico, ma ti pare possibile che la prima notte di nozze la dobbiamo passare in 3? Io, te e il sigillo? Ma sai che ci sono affezionato, non intendo lasciarlo incustodito, ma sai quanti sacrifici ho dovuto fare per averlo? Oh, che barba, che noia! Senti, scegli Volderico, o me o il sigillo. Vabbè, allora scelgo sicuramente te questa sera. Per forza. Cos'è questo rumore? Non lo so. Chi siete? Cosa volete? Un sigillo, Noi siamo i ministeriali. Veniamo per nome del patriarca. I mini che? I mini! Ministeriales. Volderico? Te lo spieghiamo in parole semplici. Siamo i plenipotenziari del patriarca. I pleni che? In pratica avremo gli stessi poteri del patriarca. Ti tocca fare tutto quello che diciamo gli altri.
Ah, adesso è tutto molto chiaro. Comunque, questo è mio e me lo tengo io. Volderi! Allora non ci siamo capiti. Ti stiamo facendo un'offerta che tu non puoi rifiutare. Tu volontariamente restituisci tutto quello che il patriarca diede alla tua famiglia e nulla potrà succederti. Che senso? Mini, restituire? Minchia. Volderico? Com'è sta storia che, cioè, devi restituire? Non mi avevi detto che era tutto tuo? Che tu l'avevi ereditato da tuo padre? Che suo padre l'aveva ereditato da suo padre dal padre del padre, e poi il suo padre ancora dal padre di suo padre, cioè da generazioni? Diamo, basta! Non lo vedi che sono impegnato con questi mini steriali? Il tuo tempo è finito. Basta, no. Non perdiamo altro tempo. Per prima cosa ti toccherà restituire il mulino. Ma se lo dice patriarca, tanto a noi ci rimane il castello. Castello no. Diamoci. Castello no. Ascolta, ci rimangono i certini. Diamo, non preoccuparti. I cavalli sono nostri, ci rimangono. Mi rimane mia moglie. Quella sì. Che fortuna, No, fermi tutti, voi state lì un attimino bellini, Volderico, com'è sta cosa che no, noi andremo, noi faremo, noi l'imperatore, E adesso, scopro che non è niente vero. No, zitto devi stare, zitto, che hai già parlato abbastanza, zitto, Mi avevi promesso abiti bellissimi, mi avevi promesso cene, banchetti con tutta la corte, Mi avevi promesso, zitto Volderico, zitto, passeggiate a cavallo nei nostri giardini, Niente. Volderico, aveva ragione mia madre. Tu volevi entrare solo in una corte, la mia. Porco! Vediamo, forse in piccolissima parte hai ragione, ma devi renderti conto che almeno ci rimane questo. Questo cosa? Il nostro grande amore? No, il sigillo! A che culo, Volderico? Questo? Sì. Sigillo, bello, giardini, vacanze, banchetti. Dammelo. Morte! Volderico, mollalo. Dolore! Tu lascialo, Tragedia! Lascialo, Volderico. Tragedia! Tremenda tragedia! Questo? E che palle sto sigillo! Almeno a me rimangono i cassoni. Lo spettacolo è finito. No, non rimanete così veramente. Allora, Anna, prima la brigata teatrante Rufum da Udine ci hanno prescritto, questo prescritto, come se fosse un medicinale, ci hanno prescritto, vabbè. Grazie, ci hanno commissionato questo spettacolo, speriamo di aver fatto una cosa carina da vedere, niente di... è scritto totalmente da noi siamo abituati a fare così.
Prendiamo degli eventi storici, ci studiamo sopra, quindi fatti che realmente sono accaduti, quasi insomma, no? Poi li ironizziamo e cerchiamo di insegnare la storia ridendo. Questo è il nostro motto. Abbiamo fatto diverse cose e è bello che siamo anche qui a fare questo. Quindi vi presento uno a uno gli attori. Luca, il mio poi abbiamo Fabio, il nostro poi abbiamo, chi abbiamo qua? Anna e Massimo, dai, Anna e Massimo che sono i nostri vedete e che lo muovono, non potremmo fare nulla, quindi un grosso cos'è questo? Ah sì, poi abbiamo, vabbè, Monica, niente. Storica, non è vero. Però devo dire, se no così cazzo. Okay. Eccoci. E Alessandro, ovviamente. Filippo dov'è? Non lo so. Filippo. Spostatevi. State lontani, state calpestando la storia. Bisogna documentare tutto. Prendi là. Filippo? Prendi. No, questo. Prendi. Ma cosa stai facendo? C'è la freccia del nord. Dov'è il nord? Là. Non importa. Dobbiamo documentare tutto. Scavo, pulisco e documento. È un ritrovamento eccezionale questo. È il sigillo dell'imperatore bizantino Alessio I Comneno, signore delle terre di Plenimentula. Tu sei ubriaco, no? Perché l'ha fatto Anna questo per lo spettacolo. Carlo Stagnola. No, è vero, è un ritrovamento eccezionale. Filippo, non hai bevuto ieri sera? No, ma è un ritrovamento epocale. Perché ci ha detto Alessandro che non sei stato bene, lo sappiamo. Filippo, è finto, cosa credi che ci facciano una mostra pure, dai? E magari qua. Chiediamo subito a Angela, magari. È finto? Filippo? È finto? Sì. È finto? Sì. Ah, quindi quindi proprio. è finto, quindi ma allora quanto potrà valere? Bah, 2 scudi al massimo. Allora, se vale così poco, lo lascio ai ragazzi. E anche voi, se non avete scudi o sigilli, almeno lasciate qualcosa che frusci o che brilli.